è difficile non emozionarsi in queste situazioni, ecco, perché ti fanno passare tanti ricordi, ti fanno passare tanti momenti felici, forse qualche volta anche un po' meno felici, ma che si sono conclusi molto bene e si sono conclusi con una realtà di 50 anni di storia che sta proseguendo e sta andando avanti nella sua realtà. Dentro di me c'era sempre l'ambizione di crescere e di fare qualcosa in più, ma la mia idea negli anni 70 era quella di fare un capannone di 4.000 metri, 2.000 per fare le scatole e 2.000 per fare gli alveari. E dentro di me gli alveari sono quei divisori per le bottiglie e per i vetri, per altre cose che vanno sulle scatole. E era un obiettivo da raggiungere, perché nel 1973 siamo partiti pressoché su delle baracche che non erano neanche chiuse, che d'inverno era molto freddo e che la situazione era critica. Allora sognavo questo capannone diviso a metà che poteva tenere tutte e due le aziende assieme e darmi un'immagine molto buona. E questo capannone è stato costruito lassù all'inizio del percorso e non è stato diviso subito, è stato dedicato tutto al packaging, perché il packaging in quegli anni aveva preso forza, aveva preso forma, c'era tanta richiesta e allora abbiamo iniziato a fare packaging e l'altra azienda con gli alveari l'abbiamo lasciata a zero franco ad aspettare tempi migliori. Dopo 2 o 3 anni abbiamo costruito in fianco dall'altra parte altri 2.800 metri con l'aiuto di un finanziamento, di un mutuo, di tutte quelle belle cose che si facevano 50 anni fa, che adesso è un po' più difficile, ma comunque non importa, e abbiamo portato l'azienda di Zero Franco in fianco a quella del packaging. E da lì poi ci siamo sviluppati venendo indietro in questa bella zona che rispetta il Parco del Sile, che noi siamo proprio ai limiti del Parco del Sile, ma abbiamo saputo anche fare un'azienda sostenibile, un'azienda ecologica, un'azienda che non desse fastidio al parco e non desse fastidio a nessuno. Ecco, sicché questa è stata l'evoluzione dei primi 10 anni, 11 anni di lavoro. Ecco, poi il futuro lo conoscete più o meno. Nei prossimi 50 anni mi vedo vecchio, mi vedo vecchio, però mi vedo ancora attento a sviluppare questa azienda e a passarla ai figli che spero e credo sicuramente che faranno bene quanto me, forse di più. Loro sono in 4, io ero da solo con loro piccoli e la moglie che mi aiutava, ma sostanzialmente il peso delle aziende era tutto sulle mie spalle. Loro lo possono dividere in 4, forse avranno ancora più fortuna di me e avranno ancora più coraggio di me nel andare avanti.